Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, giovedì 1 dicembre. Provvedimento draconiano dell'amministrazione Armelao che con una modifica del regolamento comunale stabilisce il divieto assoluto di musica, anche di sottofondo, nella zona di Piazza Europa e la chiusura delle attività entro la mezzanotte. Il provvedimento è stato votato allo scorso Consiglio Comunale a larghissima maggioranza, solo Roberto Rossi e Maria Rosa Boscolo del noto gruppo consigliare si sono astenuti. Della maggioranza non ha partecipato alla discussione il Presidente del Consiglio Comunale Beniamino Boscolo, né ha partecipato al voto. All'interno del provvedimento si regola anche il divieto assoluto di consumare il consumo di alcolici nel suolo pubblico. La misura è stata fortemente voluta dallo stesso sindaco Mauro Armelao, che ha così voluto dare un forte segnale alla richiesta di tanti cittadini stanchi che in Piazza Europa in alcuni periodi dell'anno diventi una zona dove tutto è permesso, dagli schiamazzi ai litigi a forme di degrado anche di un certo rilievo. Bisognerà vedere se, dopo questo provvedimento, Piazza Europa e i giardini pubblici adiacenti diventeranno veramente una zona di tranquillità e se la responsabilità del caos era del Budapest, ma anche se i giovani si sposteranno in un'altra zona del territorio comunale. Prossime zone che saranno inserite nel provvedimento saranno via Barbarigo e un paio di zone del centro storico di Chioggia, così ha precisato in consiglio lo stesso sindaco Armelao. Condivisi tra Città Metropolitana, Riva Veneto e i comuni di Chioggia, Cona, Mira, Campolongo Maggiore, Dolo, Campagnaluppia, Venezia, Codevigo e Piave di Sacco, i percorsi che i bus delle linee 80, 85 e 87 che collegano Chioggia a Venezia potranno utilizzare in caso di incidente sulla strada statale 309 Romea e conseguente interdizione totale del traffico. Promotrice del progetto la Città Metropolitana, che ha coinvolto le città interessate toccate dalla strada statale 309 Romea, percorsa quotidianamente da migliaia di pendolari che rischiano in caso di incidente di restare bloccati nel traffico. Il percorso alternativo in caso di incidente e blocco della statale partirà dal prossimo 1 gennaio. Il percorso alternativo è stato pensato suddividendo la tratta in subtratte in cui l'autobus sarebbe deviato per il più breve tragitto possibile. Sono stati effettuati sopralluoghi per verificare la percorribilità delle subtratte da parte di mezzi di grandi dimensioni, considerando ostacoli o eventuali criticità che saranno eventualmente posti all'attenzione degli autisti, studiando punti di fermata alternativi e calcolando una stima del tempo aggiuntivo di percorrenza. Il sindaco Armelao aveva scritto alla città metropolitana a riguardo ancora l'11 febbraio scorso, chiedendo di valutare la possibilità di trovare percorsi alternativi alla statale nel caso di incidenti, autorizzando la società Riva Veneto a percorrerli. La richiesta è stata accolta e i pendolari in caso di incidente non dovranno restare fermi per ore in attesa che la strada venga liberata. Il segretario di Fratelli d'Italia locale, Matteo Penzo, ha pubblicato un post su Facebook in cui ribatte alle numerose associazioni sul turismo che prima parlano di essere troppo divise, ma che poi, pur parlando di necessità di fare sinergia e della necessità di unione, continuano a frammentarsi, diventando artefici di nuove associazioni. Penzo afferma ciò portando ad esempio Rivavena, dove le associazioni a sostegno sono minimo, asserisce 3. La domanda che si pone è se qualcuno ha interessi personali legati al lavoro in questo pullulare di associazioni finalizzate a uno stesso scopo. Certo è che se l'unione fa la forza, la disunione lavora contro.
Forse il termine che penso usa per definire chi non si avvicina alle associazioni esistenti portando il proprio contributo, ma ne crea piuttosto una di nuova portando via soci, idee e alleanze da quelle preesistenti, è un po' forte. Ogni associazione nasce con una mission o un focus diverso, una propria identità e talvolta non è facile adattare la propria mission a una già proposta e magari stabile nel tempo, con le difficoltà che si possono avere per far ascoltare le proprie idee e i propri progetti e si fa prima crearne una nuova dove potersi esprimere. Quando chi ho già partecipato alla candidatura per la capitale italiana per la cultura del 2024, sono rimasti tutti stupiti dal numero di associazioni presenti nel territorio, molte delle quali con la stessa finalità, e molte non riescono a sviluppare progetti o fanno molta difficoltà a farlo per la mancanza di soci. Probabilmente creando veramente sinergie tra associazioni che puntano a una stessa finalità e lavorano nello stesso ambito si potrebbe portare a termine qualche progetto in più. Il sindaco Armelau ha scritto al ministro per la sovranità alimentare, onorevole Lollobrigida, oltre che per congratularsi per la rinnovata legislatura, soprattutto per ricordare l'importanza dell'attività di pesca nella nostra città, sia che si parli di pesca in mare che in laguna che nelle acque interne. Ha voluto descrivere la moltitudine di tipologie di pesca e l'importanza dell'indotto che cerca di porsi all'avanguardia nell'innovazione e nella ricerca di una qualità crescente, con lo scopo di rafforzare i Made in Italy difendendo la tradizione marinara tipica della nostra comunità. Armelau ha voluto sottolineare le influenze nei mercati dei prodotti ittici di importazione, come l'influenza della politica dell'Unione Europea, che ha dato più importanza alla sostenibilità ambientale e alla risorsa piuttosto che alla dimensione sociale ed economica. Il sindaco ha messo in campo la disponibilità dell'amministrazione per cercare soluzioni per i problemi della marineria e di chi vi esercita la propria attività. Ha voluto ricordare al Ministro l'importante appuntamento che si terrà a metà dicembre con il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, che riguarderà lo strascico a divergenti e le reti gemelle a divergenti e i rapidi. Da questo appuntamento, forse il più importante per la marineria italiana e quindi anche per la marineria chioggiotta, dipenderanno molte delle condizioni a cui gli armatori italiani dovranno uniformare il loro lavoro nel corso del 2023. La lettera del sindaco vuol ricordare all'onorevole Lollobrigida le difficoltà dei pescatori chioggiotti nel caso del sollevamento delle barriere del Mose durante le manovre di entrata o di uscita dal porto, chiedendo che i pescatori possano continuare a scegliere anche per la stagione 2023-2024 se usare l'opzione del numero di giorni o il numero delle ore per la pesca, in modo da riprogrammare l'attività a seconda dell'attivazione del Mose. Allora siamo alla Camera, la pescheria della Camera. La novità è sulle ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica, aprire le ostriche non è facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica. La crocieristica sta focalizzando la sua attenzione sulla sostenibilità ambientale, cercando di integrarsi nelle comunità locali da quando a Venezia sono state interdette le grandi navi ed è stato nominato il presidente dell'attività di sistema portuale. Sono stati prefissati obiettivi che sono stati raggiunti, quali l'individuazione, l'adeguamento e la messa in esercizio di accosti temporanei per le navi di stazza maggiore a Porto Marghera, cercando di far convivere il trasporto passeggeri con i traffici cargo, sperimentando
riqualificando e con grande successo il porto di Chioggia per le navi di piccola taglia. Si è allo studio ora di un progetto che riguarda l'accessibilità nautica per Venezia per il canale Malamocco-Marghera, cercando di minimizzare al minimo l'impatto ambientale innalzando le condizioni di sicurezza. Venezia deve rimanere home port crocieristico di riferimento per l'Alto Adriatico, ha ribadito il commissario straordinario Fulvio Lino Di Blasio, e dalla sua ripartenza dipende il mantenimento delle eccellenze del settore crocieristico anche in altri importanti scali adriatici. Si vuole valorizzare la marittima, riposizionare lo scalo clodiense in sinergia con lo scalo veneziano e serve una continua condivisione degli obiettivi con tutti gli enti interessati. I dati che stanno verificando l'accessibilità ai canali di Malamocco e Marghera saranno di supporto per eventualmente aggiornare le ordinanze attuali, ha affermato il direttore marittimo del Veneto, ammiraglio ispettore Piero Pellizzari. Il presidente EAD di Venezia Terminal Passeggeri Fabrizio Spagna ha sottolineato che il decreto ha avuto impatti economici e di operatività sul business del terminal, il cui futuro è legato agli approdi diffusi Marghera, Fusina e Chioggia, nonché a una piena accessibilità nautica dello scalo. Dal punto di vista del traffico e dei numeri non sarà un ritorno al passato, serve creare un nuovo modello crocieristico, una nuova formula che sia compatibile anche con il territorio. Compatibile significa rispettosa dell'ambiente e del paesaggio e anche rispettosa del lavoro, della professionalità delle persone che hanno reso unica Venezia come primo home port del Mediterraneo e che possa contribuire alla crescita del territorio con un'economia capace di generare un turismo di qualità. È fondamentale quindi che il nuovo assetto della crocieristica assicuri l'ormeggio alle navi in home port e sia compatibile con la città. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Alessandro, questa è la prima occasione che abbiamo di incontrarti dopo la tua riconferma come presidente di Ascom. Riconfermo. E insomma, ormai è un pezzo che sei al vertice dell'associazione, e a memoria storica di tutto quello che è successo. Io ormai qualche anno ce l'ho, ormai ci conosciamo da diversi anni. Hai fatto tutto il trascorso che c'è stato, insomma, in epoche da una parte forse meno felici, ma forse meno problematiche. E adesso questa nuova, come si dice, legislatura, si dice legislatura anche per la Camera di Commercio. Conferma. Per questa conferma cosa? Confcommercio. Confcommercio. Cosa? Ci sono dei Diciamo progetti ce ne avete sempre? Progetti ce ne abbiamo sempre. Diciamo che io sono partito da giovane, ho fatto tutto l'iter, tutta la filiera delle cariche, da semplice portatore d'acqua. Sono arrivato a fare il vicepresidente del presidente prima di me di Perini, 14 anni, e questo è il terzo mandato. La cosa che mi ha fatto più piacere di tutti è il numero di persone che sono venute a votare, che ha superato il numero di 100 soci che ci saranno questa settimana, quindi vuol dire che la nostra associazione è un'associazione molto viva. Dopo abbiamo eletto il consiglio ha votato il presidente per acclamazione, e questo mi gratifica, ci gratifica, perché la nostra è una squadra, il presidente da solo non va da nessuna parte. Si è svolta in sala consiliare la presentazione della nuova associazione con scopo mutualistico costituita dalla Banca di Credito Cooperativo Patavina, che opererà nel Padovano e nel Veneziano. Dopo l'introduzione di Stefania Lando, consigliera nel CDA di Patavina, Conte e TS, che ha fatto una sorta di onore di casa essendo l'unica chioggiota nel consiglio di amministrazione, si sono susseguiti gli interventi di Mirko Trovato, vicepresidente di Banca Patavina, e di Daniela Galante, presidente della neonata Mutua, i quali hanno spiegato le motivazioni di questa iniziativa voluta per aiutare la comunità e in particolare i giovani, le famiglie e le persone fragili. Durante la presentazione è intervenuto il sindaco ringraziando l'attività storica e radicata della Banca Patavina a Chioggia, sottolineando di quanto c'è bisogno in questo periodo per tante famiglie che arrivano anche a chiedere aiuto per poter mangiare. Ovviamente non poteva mancare il plauso di Don Francesco Zena in rappresentanza del vescovo Pierpaolo Dianin, impegnato per la messa di Sant'Andrea che si è svolta nella omonima chiesa. Nel link in descrizione tutti gli interventi della presentazione.
ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 1° dicembre, è la farmacia al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!